Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un altro dolce classico della tradizione napoletana a Natale ed è il susamiello. Il susamiello è un dolce tradizionale a forma di S ed è fatto con farina, zucchero, mandorle e miele, aromatizzato spesso con cannella, pepe e noce moscata. Ha delle varianti, per esempio la Sapienza, che è di forma ellittica. E originariamente i susamielli si chiamavano così perché si chiamavano sesamelli, perché erano ricoperti di semi di sesamo. Ora, da dove viene l'origine del termine susamiello? Per quanto riguarda l'origine del termine mi sono affidato a un libro di tradizione che, caspita, non c'è lì, che è il dizionario etimologico napoletano di Francesco D'Ascoli, studioso eccezionale della lingua napoletana, è un libro del 1970. L'etimo del dolce in origine è fatto di sesamo e miele, quindi sesamello, da questo deriva il nome. Questa specialità risaliva alla colonizzazione ateniese di Napoli, come ricorda Innes Miller, perché ne parla Aristofane nel Dolce della Pace nel verso 869, quindi l'origine di questo termine è greca. Non è l'ultimo dolce di cui parleremo per quanto riguarda le tradizioni napoletane, perché ci sono anche i raffioli, che esamineremo in una pillola successiva. Ma con questi abbiamo praticamente quasi esaurito il grandissimo argomento delle pietanze tradizionali proprio, napoletane a Natale. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!